Una sola macchia all'interno del cammino del Pescara, il KO in casa VIP dello scorso 6 ottobre, che oggi, in occasione del 15° turno della Serie A Fables, le biancazzurre vogliono assolutamente cancellare. Amici del futsal, benvenuti al Palarigopiano da parte di Silvia Vinditti. Dopo 2 trasferte consecutive, la squadra di Amparo riabbraccia il pubblico amico e lo fa da capolista. Nono posto invece per le Venete, che hanno visto sfumare proprio all'ultimo momento una Final 8 che sembrava alla portata. Andiamo subito a leggere le formazioni, iniziando dalla squadra ospite allenata da Kim Serandrei con il numero 1 Giulia Ricottini, numero 19 Giulia Caretta, poi Claudia Kubacek, Marta Palermo, Andrea Salvador, Giulia Sostak, Vanessa Jimenez, Arianna Piccinno, Anna Maddalena, Jessica Fernandez con il numero 6 Giulia Garbuio e Marta Bernardelle. Risponde la formazione di Amparo con Marica Mascia, poi Aida Sciascio, Ludovica Coppari, Arsilia Dincecco, Natalia Rozzo, Chiara Di Sauro, Federica Belli, rientrata dopo l'infortunio, Alessia Discaro, Gabi Vanelli, Alessia Valentino, Tati e Pato. Gli arbitri dell'incontro saranno Giovanni Zannola di Ostia Lido, Antonella Manca di Sassari e al crono c'è Matteo Ottaviani di Trieste. Le formazioni che arrivano in momenti opposti. Lanciatissimo il Pescara che, come abbiamo detto, ha raggiunto la vetta, la classifica avulsa lo vede proprio al primo posto. Dall'altra parte c'è invece una VIP che deve rialzarsi dopo 2 batoste, 7 gol incassati dal Foligno nella partita che gli ha negato l'accesso alla Final 8, favorendo invece l'Audace, incontrata la settimana dopo anche lì nel derby, 7 gol subiti. Ora le foto di rito, poi si inizierà in campo già il Pescara, mentre è stata disputata già una partita, la vittoria della Lazio nell'anticipo contro il Molfetta 5-1 con doppiette di Siclari e Vanessa più la rete di Pasqual. E adesso in corso anche la gara tra CMB e TNT Royal Lamezia, parziale di 3-0 a favore della squadra di casa delle Lucane, ha aperto le marcature Vanin. Quindi i quintetti, per quanto riguarda la VIP c'è Ricottini, poi Giulia Sostak, Kubacek, Andrea Salvadore e Jessica Fernandez. Per il Pescara tra i pali soltanto Marica Mascia, ed oltre a Marica Mascia ci saranno Tati, Rozzo, Vanelli e Sciascio. Primo tocco della VIP, sul pallone c'è Claudia Kubacek, la prima giocatrice polacca ad aver giocato nel nostro campionato, è arrivata al Falconara, oggi Ocasa Falconara. Poi il passaggio alla VIP, sulla tribuna c'è Manieri, però abbiamo già ricordato il rientro di Federica Belli che aveva subito un brutto infortunio al gomito, assenze importanti anche per quanto riguarda la VIP, mentre si parte. Infatti c'è l'ex Troiano che è in tribuna per squalifica, prova a sorprendere subito il Pescara con il portiere di movimento, la VIP, Bernardelle con maglia di colore differente, Mascia lancia in avanti, adesso c'è Jessica Fernandez che prova ad impostare la prima rimessa che è del Pescara. Si risiede Bernardelle sempre con la maglia del portiere di movimento e torna tra i pali Ricottini, anche lei ex del match, 2 stagioni qui al Pescara. Prima aveva difeso invece i pali del Perugia, giocatrice originaria di Tolentino. Vanelli, rientrata dalla doppia amichevole disputata dall'Italia contro il Portogallo, prima vittoria. Intanto sulla sinistra Sostak prova a imbucare per Kubacek, chiusura di Tati in calcio d'angolo. Di nuovo portiere di movimento della VIP, deve inventare qualcosa Kim Serandrei per invertire il trend e lo sta facendo mettendo Bernardella in campo come portiere di movimento. Salvador all'indietro per Jessica Fernandez, arrivata in Italia nella stagione 2011-2012, lascia scorrere il cronometro, va ad attaccarla ora Vanelli in orizzontale per Salvador, dall'altra parte ancora per Jessica Fernandez, pressione ancora di Vanelli, si fa vedere Sostak, anche lei polacca, poi alza il pallone Fernandez perché era tutto chiuso da quelle parti, allora Roso che può rimettere in gioco, chiama il pallone Vanelli, si passa però prima da Tati, prolunga ancora Vanelli per Sciascio, recupera però il pallone Fernandez con calma ad impostare per Salvador, guadagna un paio di metri, adesso deve evitare Sciascio. Fernandez porta indietro il pallone, tempo utile che sfrutta
Ricottini per uscire, Bernardelli è appena entrata, la palla sul destro, cicca però la conclusione, recupera allora Rozzo, pallone recuperato già da Sostak, in mezzo quasi alla cieca, Sciascio contrasto con Sostak, poi Rozzo, adesso Tati a mettere ordine, Vanelli cambia il gioco per Rozzo che evita Salvador, arriva però Sostak che alza il pallone direttamente in tribuna. Buono spunto della VIP poco fa con Bernardelle, servita sulla fascia, aveva quasi sorpreso la formazione pescarese, ha sbagliato però la parte più importante, quella della conclusione. Vanelli intercetta Salvador, ancora Vanelli, tante imprecisioni in questa prima parte, al cambio di nuovo Bernardelle che rientra al posto di Ricottini. Le indicazioni di Serandrea Ricottini. Sostak, Fernandez attende l'uscita del Pescara, vuole allargare le maglie difensive, si avvicina un po' in pressione Vanelli con il mancino in avanti a cercare Bernardelle, buona però la copertura di Rozzo che non l'aveva persa di vista. Continua in navetta di Bernardelle che adesso guadagna rapidamente l'uscita, rientrata invece Ricottini tra i pali, sbaglia di nuovo Vanelli, recupera Kubacek, chiude tutto però Tati, poi Vanelli in avanti, recupera ancora Fernandez, Salvador va a puntare di fronte a sé Tati, la conclusione con il mancino, si distende in tuffo Mascia, buon avvio da parte della VIP, un po' di nervosismo c'è, si è girata ora Salvador verso la panchina, Orlando calma, rientra Bernardelle, corner battuto con il power play. Fernandez che tiene come al solito il pallone sotto la suola, arriva fino al vertice basso, rientra praticamente in area di rigore, rimane fermo il Pescara, 17:34 da giocare e sarà lunga. Fernandez prova ad involarsi in velocità con Vanelli che recupera, guadagna la rimessa, già servita per Sciascio con il mancino, la porta è vuota, stava rientrando soltanto Sostak e ora arriva Ricottini. Anche Troiano squalificata da indicazioni dalla tribuna, ora Fernandez che allarga a sinistra, stoppa direttamente mister Amparo in panchina. Dincecco è entrata da poco il capitano Tati, pressata da Kubacek, la evita, va a sinistra da Rozzo contro Fernandez, si accentra ancora Rozzo, la conclusione, esce benissimo Ricottini, parata importante che mantiene il risultato sullo 0-0 dopo 3 minuti, calcio d'angolo. Batati, si avvicina Coppari, Dincecco, Rozzo, ancora Dincecco per Tati, Rozzo, pressione della VIP, Dincecco si fa vedere a sinistra, dall'altra parte si distende Coppari, Tati per il movimento di Rozzo che prova a saltare, Sostak chiusa in calcio d'angolo. 16:39, Tati per la battuta del calcio d'angolo, in mezzo va Rozzo, pallone buono per Dincecco che riceve sui 10 metri, all'indietro con calma ricomincia da Mascia, piattone in avanti per Rozzo, puntuale in area di rigore, non riesce però lo stop alla numero 7, pallone recuperato da Ricottini, sempre pronta Bernardelle come portiere di movimento, pressione allora del Pescara che vuole evitare che la VIP possa applicare la tattica studiata ad hoc per l'occasione. Dincecco per Coppari, stop e scarico da Tati, a sinistra ora Rozzo ancora contro Sostak, la conclusione all'incrocio dei pali, imprendibile, la sblocca Natalia Rozzo, 1-0 per il Pescara, la prima vera conclusione in porta. È cambiato quindi il risultato, Rozzo in gol dopo 3 minuti e 40 secondi. Con un destro che si è incastonato all'incrocio dei pali, non poteva fare nulla Ricottini che ora attende nell'area tecnica mentre c'è Bernardelle in campo, pallone da Fernandez, pressione solitaria di Rozzo, allora al centro riceve Sostak, scambia ancora con Salvador, 6 stagioni per lei alla VIP e 1 anno nel 2021-22 al Frosinone.
Salvador, ancora Rozzo va a cercare di prenderla, Coppari al contrasto, rimedia un calcione ma recupera il possesso della sfera, rientra allora Ricottini, il 5 di Salvador a Coppari, grande protagonista nella doppia amichevole di Prato, suo infatti il gol che ha deciso la seconda, quella vinta contro le vice campionesse d'Europa del Portogallo, prima storica vittoria delle azzurre. Ecco Coppari che non arriva in tempo sul pallone, c'è prima la scivolata da parte di Kubacek, provvidenziale in chiusura. Coppari 15:43 all'indietro, Tati riceve larga Dincecco, sale Salvador in pressione, Mascia alza il pallone bene per Coppari, salta però prima di lei Kubacek, pallone recuperato da Ricottini, Fernandez, ancora Coppari in pressione, Kubacek prova a girarsi sull'attacco di Dincecco che ha però la meglio, pallone del Pescara, metta condivisa con Bitonto e Kickoff, però l'abbiamo detto nella classifica avulsa a premiare le biancazzurre che stanno facendo un ottimo percorso. Vanelli prova ad andarsene a Fernandez, adesso è girata, spalle alla porta, va con il mancino, la tocca prima Fernandez e poi Ricottini. Fernandez in avanti, il taglio troppo centrale, pallone già tra le mani di Marica Mascia. Dincecco, Tati, Vanelli per Coppari, un po' di spazio di fronte a sé, va a prenderselo, poi cambia gioco in orizzontale per Tati, al centro si fa vedere Dincecco, va Kubacek con l'esterno per Vanelli, ancora Tati, sterzata su Kubacek, altra sterzata sulla numero 15 e poi pallone scaricato per Vanelli, fermata però sul dribbling da Sostak, scivolata che va a servire direttamente Tati, innescata a destra Coppari, sovrapposizione di Dincecco, premiata dal passaggio di Coppari. Tati, esce Kubacek su di lei, Dincecco al centro per Coppari, pallone intercettato da Fernandez, arriva in anticipo Vanelli che si autolancia ma in realtà trova soltanto l'out di destra a sbarrarle la strada. 14:20 ancora da giocare, al cambio entra Anna Maddalena al posto di Kubacek, di Salvador, perdonatemi. Bernardella all'indietro, ancora Anna Maddalena da Jessica Fernandez, abbiamo già visto, ora c'è l'attesa, aspetta che il Pescara salga per aprire la difesa, se ne va benissimo adesso Kubacek, poi allarga per Bernardelle, la risposta in spaccata da parte di Mascia. Efficace l'azione della VIP, alla quale è mancata soltanto la parte della realizzazione. Si era liberata bene Bernardelle, ora Sostak ancora per Fernandez, attaccata da Coppari. Forza il passaggio la numero 6 e ora due cambi per Amparo. Entrano di nuovo Rozzo e per la prima volta Valentino, che ha segnato nell'ultimo match contro il Lamezia. Un gol bellissimo, puntata ad incrociare. Adesso Dincecco che incespica sul pallone, arriva poi in Mascia per Rozzo, in qualche modo prolunga bene la numero 7 per Dincecco che poi inciampa di nuovo. Fernandez alza la sfera, lob che si perde però nel vuoto, arrivano soltanto le mani di Mascia che lascia lì il pallone per Coppari, pronta a rientrare Sciascio. 13:05 da giocare. Valentino attaccata da Sostak, Maddalena su Rozzo, saltata la numero 3, va via Rozzo, trattenuta in maniera vistosa, arriverà presto il fischio del direttore di gara, almeno il fallo cumulativo, dato giustamente il vantaggio. Poi si è fermata sulla linea di fondo l'azione di Valentino e quindi il fallo segnalato per la trattenuta ai danni della giocatrice del Pescara, in particolare Rozzo. 12:50, rimessa per Coppari. All'indietro da Valentino, sale Sostak, Coppari, Valentino gira con il mancino per Sciascio, pallone restituito, Coppari trovata bene con l'esterno per Rozzo, evitata Kubacek due volte, ancora Rozzo in percussione, esce Ricottini e ferma la serpentina di Natalia Rozzo che vuole anche il calcio d'angolo.
L'arbitro dice ho visto io, Coppari chiede sei sicuro, insomma la rimessa è della VIP, mentre Fernandez mette direttamente in fallo laterale perché era tutto chiuso da quelle parti, ha preferito così. Si risistema la difesa delle Venete, va Coppari che alza la sfera, aggancia Valentino, esce Salvador su di lei, duello fisico, poi Ricottini con le mani. In avanti ora per Sostak, ha seguito l'azione però Sciascio che quasi con la nuca l'ha messa in fallo laterale e ci sarà ora il primo break chiamato dalla panchina veneta di Kim Serandrei. Concluso il time out, dilaga intanto nel CMB 8-0, doppietta di Cenedese, doppietta di Vanin, sul tabellino anche dell'Erna, Diamantini, Valenzano. Rientriamo sul punteggio di 1-0 con il gol di Natalia Rozzo, messa a segno al terzo minuto e 40 secondi. E si ricomincia con la VIP in attacco con Fernandez, portiere di movimento, ancora Bernardelle, ha un fratello gemello e un altro fratello che giocano a calcio, lei ha scelto invece il futsal. Fernandez, Maddalena, servita di nuovo da Fernandez, continua il fraseggio tra le due indisturbate, ora da Salvador, rimane chiuso il Pescara che nei primi 10 minuti era invece andato a prendere la VIP nella metacampo avversaria, lo fa in questo momento con una pressione corale, ma ne esce bene la VIP, tocca all'indietro Rozzo, salva tutto Mascia, ancora Valentino, Rozzo, rientra Ricottini, la porta per il momento è vuota, Valentino per Rozzo centrale, imbucata, buona per Coppari che va alla conclusione, Ricottini in calcio d'angolo. 11-17, altro corner per le biancazzurre, Coppari che va sul pallone, pronti al cambio Tati e Vanelli. Coppari in mezzo, ferma tutto Maddalena sulla prima linea difensiva, ancora Coppari, Valentino Favelo, Rozzo, la conclusione addosso a Fernandez, poi al volo Sciascio, esce Salvador in anticipo, va Fernandez, si guarda un po' attorno, evita Coppari che stava rientrando in difesa, al cambio Ricottini rientra Bernardelle. Salvador, servita da Fernandez, si fa vedere a sinistra Maddalena, servita ora Fernandez, gira da Salvador, ancora da lei, ora Maddalena a sinistra, lascia fare il Pescara, attende nella propria metà, ora esce Sciascio, sale Rozzo in anticipo e va a calciare di prima intenzione, colpendo però soltanto il muro del Palarigopiano. Ricottini tra i pali, Vanelli rientrata in campo, lancio di Ricottini che diventa però un passaggio alla collega Mascia. Altro lancio, preciso questa volta per Sciascio che mette giù, è attaccata da Fernandez, Vanelli prova a dare velocità all'azione, va a servire Rozzo, un po' di spazio per lei con l'esterno per Sciascio, a destra da Tati, pallone ancora per Sciascio,
Continua il dialogo con Tati, Rozzo in mezzo per Vanelli, anticipo di Sostak, chiusa l'azione del Pescara che rimane su, trascorsi i primi 10 minuti. Tati, partono in linea le giocatrici biancazzurre, ora Rozzo, la conclusione deviata da Sostak in calcio d'angolo, prima di Ricottini l'intervento della giocatrice polacca, altro corner per il Pescara. Tati, all'indietro Rozzo, allarga bene per Sciascio, pallone sul mancino, sovrapposizione di Vanelli, esterno per Rozzo, ancora Vanelli, attende lì Fernandez, Rozzo, Tati, ora sale Sostak, ancora a velo da parte di Vanelli che poi va a prendere spazio centrale, esce Ricottini che ha letto con anticipo l'azione. Sciascio rimane su e su di lei c'è Fernandez, si va da Tati, Sciascio esce bene a prendere il pallone, rientra in copertura anche Kubacek fino in fondo, Sciascio in mezzo per Rozzo che la tocca, raddoppio del Pescara, 2-0 dopo 10 minuti e 32 secondi. Ottimo il lavoro di Sciascio e poi il servizio in mezzo ancora per Rozzo che fa il 2-0. Pescara che ha capito bene come interpretare la tattica della VIP con il portiere di movimento e riesce a colpire quando arriva dalle parti di Ricottini. L'ha fatto 2 volte con Rozzo, la prima bellissima, la seconda al termine di un'azione corale gestita per gran parte però da Sciascio. Ancora Vanelli 2 volte, allarga e scivolata per Sciascio, da lì ha creato un'azione molto pericolosa in precedenza, ora deve fermarsi, arriva Fernandez che mette il piedone e c'è un altro calcio d'angolo, 8:58, si fa sentire il pubblico di fede biancazzurra. Tati, in mezzo Vanelli, all'indietro Sciascio, sistema il pallone per il mancino, Fernandez ci mette con coraggio la testa, si ferma Sostak, prova a ripartire mancino, anticipato però da Tati che prova ad andare in dribbling, chiusa, poi Sostak in avanti, pallone già recuperato dal Pescara. 8:45, sempre in piedi Bernardelle che attende il proprio turno. Tati, Vanelli, appoggio per Rozzo nel traffico, prova a cercare spazio, maglie giallo-nere di fronte a sé, deve ragionare il Pescara, lo fa ora con Tati contro Maddalena, il mancino in mezzo con il tacco, Sciascio, magia della numero 3 e 3-0 per il Pescara. Ha trovato il gol con facilità, la formazione di Amparo era stata Sciascio in precedenza a fornire l'assist, ora ha fatto tutto bene Tati e poi il colpo di genio da parte di Aida Sciascio per il 3-0 delle biancazzurre. Intanto Bernardelle rimette sul secondo palo per Kubacek che stava arrivando, si chiude la difesa del Pescara. Rozzo, Tati in mezzo per Vanelli che aggancia il pallone con il mancino, servita a destra, Rozzo, Tati chiama di nuovo il pallone Sciascio, Tati bene per Vanelli, fermata però da Maddalena, classe 99 che finora ha militato con il Città di Tiene in Cina 2, ha vinto anche un torneo delle regioni. Valentino, Sciascio, Dincecco all'indietro, di prima Sciascio con la spalla Fernandez a fermare la trama della squadra abruzzese. Valentino, Dincecco, Tati, sale Maddalena, Valentino prova ad andarsene centralmente, sfonda il muro di Fernandez, poi ricomincia da Dincecco, Tati in mezzo Dincecco, Sciascio, solito dialogo con Tati nello stretto, Dincecco e Tati, poi Valentino che si fa vedere, salta Salvatore, ancora Valentino, la conclusione, il poker di Alessia Valentino, secondo gol consecutivo e 4-0 per il Pescara. Bellissimo il movimento di Alessia Valentino
Era partita bene la VIP, poi il Pescara ha trovato il gol con Rozzo e da lì si è un po' disunita la squadra veneta. Che ora è in azione sulla sinistra, rimette in mezzo il pallone, Dincecco con l'esterno libera l'area, poi Sciascio contro Kubacek, se ne va via bene, arriva Salvador contro Sciascio, il pallone è guadagnato dalla VIP con Salvador. Ora entra Sostak come portiere di movimento. Bernardelle, Fernandez per Salvador, Kubacek tiene vivo il pallone, all'indietro ancora da Fernandez, si stacca per ricevere Bernardelle, poi Tati che nella corsa travolge Sostak, chiede subito scusa, torna in posizione Sostak, rientra Ricottini, Sciascio taglia il campo in orizzontale per Dincecco, pallone per Tati, Dincecco chiusa però da Salvador, Bernardelle ricomincia da Kubacek, Fernandez in orizzontale ancora per Salvador, cambio tra Ricottini e Sostak, Salvador che evita Dincecco, poi Fernandez rimane su Valentino, Bernardelle tra le linee Kubacek, Fernandez alza il pallone con il mancino, Tati con il petto va a centrare la porta con un delizioso destro per il pokerissimo, il mirino nei piedi di Tati che ha intercettato con il petto e poi ha disegnato una traiettoria precisa da vera fuoriclasse. 5-0, straordinario al minuto 13:59, dilaga ora il Pescara, gol straordinario, la freddezza di Tati che dopo aver recuperato il pallone ha guardato verso la porta, ha attivato il mirino e poi ha centrato il 5-0. Dincecco, Tati contro Salvador, Valentino ancora da Tati, pallone in area di rigore gestito con personalità, Valentino prolunga con intelligenza per Sciascio, pallone sul mancino, in scivolata Fernandez, la chiusura, arriva Bernardelle, poi Salvador, contropiede della VIP, sovrapposizione a destra da parte di Bernardelle, la conclusione di Salvador per il gol della VIP che arriva a 5:24 dal termine. Arrivata tardiva la chiusura di Salvador che con la punta ha segnato il gol del 5-1. Ancora 4 reti da recuperare per la VIP, mentre per il Pescara è entrata in campo Alessia Discaro. Sostak da Salvador, sale Discaro, in mezzo Tati, un altro recupero, a destra Dincecco, di prima per Discaro sul secondo palo, paratona di Ricottini, poi arriva Bernardelle, doppia chiusura della VIP che in questa occasione si salva. Discaro si avvicina Tati, velo, Sciascio con il mancino, esce bene però Salvador, Dincecco porta il pallone all'indietro, da Mascia che va a cercare di nuovo Dincecco, arriva benissimo Discaro. Poi arriva però Kubacek che prova ad innescare il movimento della VIP con Salvador in scivolata, altra scivolata in copertura, quella di Tati, calcio d'angolo. Salvador si avvicina a Kubacek, c'è anche Bernardelle da quelle parti, spazio per Sostak con una conclusione che va a colpire direttamente Discaro, calcio d'angolo dalla parte opposta. 4:35 al termine della prima frazione. Gestita benissimo da 15 minuti dal Pescara, poi il guizzo di Salvador. Sostak sul fondo per Bernardelle che non può arrivarci e allora Mascia lancia con le mani, pallone che rimbalza dalle parti di Sciascio, addomesticato, prova a saltare Sostak, Sciascio ci riesce, rimette in mezzo, c'è però Salvador, chiama il calcio d'angolo e ha ragione. Se l'era presa con l'arbitro, adesso va a chiedere scusa.
La segnalazione è la stessa anche per l'arbitro del calcio d'angolo, quindi si riparte dalla lunetta, contati 4,20 in mezzo, Sciascio al volo con il mancino altissimo però sui cartelloni pubblicitari. Rientra Vanelli, tra poco rientrerà anche Coppari, dall'altra parte Kim, rimane in campo Maddalena al posto di Salvador. Sostak ferma tutto Rozzo con il mancino, conclusione contro Kubacek, rimessa 4-0-9 all'intervallo. Tati si stacca Rozzo a destra, fermata però da Sostak, velocemente in profondità Bernardelle, pallone che arriva proprio alla numero 13 che rinuncia però alla conclusione perché c'è un tocco e quindi il calcio d'angolo a beneficio della squadra veneta di Kim Serandrei, arrivato dopo un inizio gestito da Walter Ferraro inizio novembre nella separazione con il club, una partita affidata a Facino in panchina contro il Falconara. E poi l'arrivo di Kim Serandrei che nel femminile aveva già allenato Tiene, Grisignano e Audace Verona. Vanelli, Mascia in avanti, legge bene però la situazione Maddalena, di prima allargato il pallone per Bernardelle, conclusione sul primo palo, Mascia in calcio d'angolo. Gli applausi da parte di Kubacek alla numero 13 in maglia giallo-nera, chiama lo schema Maddalena. Cenno di intesa con Kubacek, pallone in mezzo, arriva Vanelli, ancora Maddalena, chiama di nuovo il pallone Kubacek, alzato male però, non ci arriva neanche Rozzo che fa scorrere e guadagna la rimessa laterale, vicina a Vanelli con il mancino per Coppari. Discaro pressata da Bernardelle, torna da Coppari, ora c'è Maddalena su di lei che tocca per ultima, rimessa del Pescara. Vanelli, Coppari, Rozzo contro Sostak, prova ad andarsene in velocità, in mezzo Vanelli si fa vedere bene, prova ad ostacolarla Kubacek. Discaro ancora da Vanelli, esce Kubacek, si fa vedere tra le linee Discaro. Vanelli preferisce ricominciare da Mascia. Coppari sul Rozzo, attaccata però da Sostak, rimessa ancora per le abruzzesi. Rozzo da Coppari, ora Vanelli per Discaro, non c'è intesa tra le due, recupera velocemente il pallone Bernardelle, già battuto a beneficio di Kubacek. Maddalena chiama il pallone Bernardelle e lo riceve, carica al destro, puntata un po' velleitaria da lì, 2,42, sempre 5-1 risultato. Coppari, Vanelli contro Kubacek che l'attacca molto alta, Vanelli va via attraversando tutta l'area di rigore, poi scarica bene per Coppari, di nuovo Vanelli, si allarga Rozzo, inseguita da Maddalena. Coppari, scarico e taglio, Vanelli ancora per Rozzo che sposta il pallone, evita Maddalena, salta anche Bernardelle, poi rientra Maddalena, c'era forse una trattenuta su Rozzo, si lamenta un po' il pubblico pescarese. Bernardelle contro Rozzo, le finte della 13 e alla fine viene chiusa da Rozzo che torna sull'azione precedente andando a dire all'arbitro guarda che mi hanno tirato la maglia. 2-0-6 Sostak, Fernandez, Salvador pressata da Sciascio, sposta il pallone Salvador, scaricato con la pisata, arriva però Coppari prima di Maddalena, pallone di fronte alla panchina del Pescara, si è alzata D'Incecco. Sostak si gira, riesce a colpire con il mancino, poi Discaro che allontana bene trovando Sciascio, un fallo su Discaro, intervento è stato di Salvador, l'arbitro ha visto tutto, ancora a terra la numero 11, si avvicina allora Salvador a chiedere scusa. Ex Real Stat, Alessia Discaro, un colpo sul volto l'aiuta Salvador a rialzarsi. Esce tra gli applausi Alessia Discaro, classe 2005, 17 ottobre 2005. Sulla carta d'identità Coppari, D'Incecco, Sciascio tiene vivo il pallone, ancora D'Incecco per Rozzo,
che ha già studiato una doppietta cercata con la triangolazione, anticipo di Maddalena, all'indietro, di prima per Fernandez, ancora Sostak cercata sulla destra, rimette in mezzo Mascia in anticipo su Maddalena, entrata in area di rigore Rozzo cercando di evitare la triangolazione, è passata dietro la nostra postazione Troiano, altra ex insieme a Ricottini, ha giocato per tanti anni qui in Abruzzo. 1 minuto e 6 secondi, riceve Sciascio, palleggio, conclusione con il mancino, davvero pericolosa, chiama a gran voce l'angolo, questa volta non viene concesso, ha fatto tutto benissimo Sciascio, controllo, palleggio, poi la conclusione. In velocità Sostak va in copertura Coppari fino in fondo la giocatrice polacca e il pallone che viene riconquistato dal Pescara con Dincecco per Sciascio. Era salita con i tempi giusti Coppari, ignorata in questa circostanza. Si ricomincia dal basso, si ricomincia da Vanelli per Dincecco. Ancora Vanelli, si allarga a destra Coppari. Sulla stessa corsia c'è Sciascio. Da Vanelli torna in posizione di copertura Salvador. Dincecco prolunga con l'esterno, sbaglia però la misura del passaggio per Coppari, ultimi 27 secondi. Maddalena per Kubacek a contrasto con Coppari fino in fondo, Kubacek con il mancino, Mascia interviene bene, poi Coppari che si libera del pallone scaricandolo perfettamente alle spalle della difesa, saltata una linea e trovata Dincecco, poi Salvador in chiusura, rientra Bernardelli al posto di Maddalena, ultimi 13 secondi, 13 come la maglia indossata da Bernardelli che va a saltare di testa, pallone sul fondo, buona l'idea, 10 secondi ora. Risultato parziale di 5-1. Mascia per Dincecco, ora Coppari stava per scivolare in area di rigore, alla fine si libera del pallone. Ultima azione di questo primo tempo con Kubacek sul pallone, la conclusione di Fernandez fermata da Sciascio. Altro fallo laterale dallo stesso punto, chiama la distanza su Sciascio, ora va a battere Kubacek, pallone direttamente da Ricottini e termina qui il primo tempo, quindi 5-1 il parziale, doppietta di Rozzo, poi Sciascio, Valentino e Tati e il gol fino a questo momento della bandiera di Salvador. 5-1, a tra pochissimo per la ripresa.
Secondo tempo, ripartiamo dal 5-1 tra Pescara e VIP, doppietta di Rozzo, poi anche Sciascio, Valentino e Tati sul tabellino. Una prima parte in cui la VIP ha utilizzato tanto il portiere di movimento, si è riorganizzata subito però la formazione abruzzese. Tanto Fernandez recupera la conclusione, Mascia in qualche modo anche con il viso riesce a fermare sul primo palo, subito Tati a soccorrerla, necessario l'intervento immediato da parte di Mascia sulla conclusione di Fernandez. Calcio d'angolo battuto, Sostak dalla distanza con il mancino troppo alto per impensierire Mascia, che ora va a cercare Sciascio. Buono il controllo con il petto, Rozzo, Tati, ancora per Rozzo, a sinistra Vanelli, e in mezzo Tati. Rozzo scambia con Sciascio, tanto movimento di Vanelli, controllata a destra da Kubacek, all'indietro Mascia deve intervenire ma non poteva farlo, anche se dicono guarda c'è un tocco, irremovibile nella sua decisione l'arbitro, mentre Mascia continua a dire che c'è un tocco. Punizione di seconda, si scalda Anna Maddalena, opportunità per la VIP. Kubacek sistema il pallone proprio al limite dell'area di rigore, sui pali Fernandez a sinistra, a destra Salvador, larga Sostak, continua il riscaldamento di Belli, non sappiamo però se entrerà nel corso di questa ripresa, non è ancora entrata neanche Pato che non era in perfette condizioni. Intanto parte Kubacek per Sostak con il suo destro, fermato da Rozzo, infatti c'è di nuovo la rimessa laterale affidata a Salvador. Movimento di Kubacek, servita destro sul secondo palo dove c'è soltanto Tati che allarga bene per Vanelli, prova a saltare Fernandez che le ruba il pallone, ancora Fernandez a destra per Sostak, due volte la seconda alta sul montante. Dicevamo di Pato che non ha partecipato neanche alla doppia amichevole contro il Portogallo per un problema al ginocchio, adesso però è tornata almeno in panchina Sostak che ha recuperato il pallone su Vanelli, il pallone della VIP. Kubacek contro Tati, all'indietro si ricomincia da Fernandez, da lontanissimo a cercare sul vertice Salvador che ringrazia comunque per il passaggio, rimane alta la VIP. Mascia, taglio di Rozzo, taglio anche di Vanelli con la testa Kubacek, prova a riprendersi il pallone, tocca però Rozzo all'indietro per Mascia. 18:37 da giocare fino alla fine del match. Sciascio, elegante il servizio per Vanelli. Rozzo in mezzo, ottimo per Tati che aggancia due volte, prova a scavalcare Ricottini con il palleggio, è uscita bene però Giulia Ricottini. Kubacek contro Sciascio, saltata ancora Kubacek in percussione sul secondo palo, esce Rozzo, poi Anna Maddalena, pallone che rimane lì due volte, arriva poi Vanelli che allontana il pericolo. Un po' di confusione in questo inizio di secondo tempo, così come era stato all'inizio del primo tempo. Sostak, all'indietro per Fernandez, ancora Sostak, lascia scorrere per Maddalena, arriva poi Rozzo che scivola sul pallone, un po' dolorante, problema alla caviglia se non sbaglio, quando è scivolata si alzano i medici ma vengono rimandati in panchina, si è rialzata anche Rozzo che può tranquillamente continuare. Il secondo palo, il pallone di Fernandez, ha capito tutto però Mascia. Tati, finta su Sostak, lasciata lì, poi cambia tutto il gioco per coppare in maniera splendida sul secondo palo per Rozzo che non ci arriva per un soffio, in tre tocchi
Stava per fare scacco matto il Pescara. Ricottini, lancio lunghissimo per Kubacek. Torre per Maddalena, intervento in anticipo di Coppari, chiama il pallone Ricottini, lascia scorrere allora Fernandez. Cercata Sostak, lancio quasi perfetto, leggermente lungo. 17:30. Mascia si concede anche un dribbling su Sostak, poi Coppari in profondità, Kubacek in avanti, Sostak recupera, appoggio per Maddalena, di prima dalla parte opposta per Fernandez che non riesce però a controllare. Dincecco lascia Belli, rientrata quindi in maniera ufficiale dopo l'infortunio patito alla fine del 2024 in allenamento. Ancora una fasciatura sul gomito, ma la buona notizia è che la rivediamo. Lavoro di recupero mostruoso ed è di nuovo a disposizione. Mascia, Dincecco, corto per Tati, ancora da Dincecco. Tati, Dincecco per Belli, prova a saltare Fernandez, rubato il pallone, vince però il contrasto Tati, allora Belli si guarda attorno, va a cercare Coppari, con il destro Coppari, la tocca per ultima Kubacek, c'è quindi il calcio d'angolo. Ancora indicazioni da parte di Kim Serandrei, piuttosto silenziosa, invece Amparo che osserva braccia concerte. Tati per il corner, pallone sistemato in mezzo dove c'è solo Fernandez che apre bene per Kubacek, inseguita però da Dincecco che ne ritarda l'azione, respinta all'indietro la numero 15. Ancora Dincecco in pressing, alza il pallone Fernandez, recupera bene Belli, arriva anche Tati, scambia di nuovo nello stretto con Belli, ora spalle alla porta, ricomincia, tocca Sostak, pallone che arriva ugualmente a Tati. Coppari, Dincecco porta il pallone con la suola, scaricato poi per Tati, Belli può puntare Fernandez, il doppio passo, si ferma però, non prova la conclusione con il mancino, perde poi il contatto con la sfera, regalata alla VIP, al cambio Sostak, rientra Salvador, per tutti i Robinho, giocatrice di Paraná. Tati, riscaldamento iniziato per Valentino che ha già timbrato il cartellino. Belli, salta una prima avversaria, non la seconda, pallone respinto all'indietro ma comunque del Pescara, arriva Dincecco per la rimessa laterale, sale un po' la VIP. Tati, Belli, salta di netto Fernandez, va a recuperare il pallone, in copertura c'è Kubacek, poi Ricottini che butta direttamente in fallo laterale. Dincecco per Tati, Coppari, sale su di lei Salvador, la finta di Coppari, poi pesca benissimo Tati, triangolazione lunga che si chiude sulla parte opposta, in scivolata Salvador, calcio d'angolo per il Pescara. Si è rialzata Bernardelle, Tati per il corner. Si è chiusa intanto la partita del Palasaponara, CMB vince contro il Lamezia 11-0. Tati, combinazione con Belli e vola Ricottini evitando il 6-1, davvero una bella risposta quella di Giulia Ricottini, così come è stata bella la combinazione in velocità tra Belli e Tati. Kubacek recupera il pallone, se ne va in velocità, Coppari però da disturbo e poi perfeziona l'intervento, non del tutto però, deve intervenire ancora Dincecco per Mascia. Tati alza bene per Coppari, libera Belli, provata a servirla con l'esterno, Coppari, è intervenuta però Salvador. Kubacek va in area di rigore Maddalena, Kubacek si ferma, Fernandez a mettere ordine, ingresso in campo di Bernardelle, servita in maniera ottima di prima la conclusione di Bernardelle con il piattone, finisce largo ma passaggio illuminante di Fernandez, piedi delicatissimi. Coppari, Dincecco, finta su Maddalena, va via, spazio a sinistra per Coppari, Dincecco ricomincia da Belli,
Valentino, Dincecco scende a ricevere, inseguita da Salvador che le ruba poi il pallone, lo rimette in mezzo. Valentino prima di Fernandez, ha provato ad allargare per Coppari, pallone che finisce fuori, rimessa laterale. Quasi 6 minuti trascorsi, non ci sono stati gol in questa ripresa fino a questo momento, ce ne sono stati 6 nel primo tempo, 5 del Pescara. Pallone in mezzo, intercettato bene da Belli, Coppari, pressata, sbaglia il passaggio, Maddalena da lontanissimo, ci ha provato comunque con il destro, Mascia osserva la traiettoria. Coppari, Rozzo, arriva subito la pressione di Fernandez, tutto regolare, a terra Rozzo, si continua a giocare, Salvador con il mancino, sbaglia per Maddalena mentre si lamenta il Pescara perché Rozzo era a terra per un contrasto di gioco, un colpo sullo stinco. Vuole tutti seduti in panchina, l'arbitro rimane in piedi soltanto Amparo mentre scuote la testa Rozzo che voleva il fallo. Belli, Mascia con i piedi, bene per Coppari che prova a saltare Salvador, chiusa però sulla corsia. Rozzo intercetta il servizio timido di Salvador, la conclusione sull'esterno della rete, quasi l'illusione del gol da qui, era sul primo palo, comunque ben piazzata. Giulia Ricottini. Che ha esordito in Serie A con il Rovigo Orange, ex Granzette. Maddalena, Fernandez a cercare Salvador, trovata in area di rigore, prova a servire, poi tocca in maniera irregolare da terra, ancora però un filtrante alla Jessica Fernandez, di quelli che fanno 20 metri e arrivano dritti tra i piedi della compagna. Coppari, Valentino per Belli, finte su Fernandez, all'indietro Rozzo, Coppari a sinistra contro Salvador, si torna da Rozzo, Valentino stop, va a puntare Maddalena, serve poi per Belli con il mancino, Rozzo un po' di spazio a sinistra, Coppari rimette di prima in mezzo, trova però le gambe di Jessica Fernandez. Coppari, Belli da Valentino, Rozzo sale un po' la VIP con Bernardelle, Coppari l'attacca e recupera Fernandez, un altro passaggio in profondità per Bernardelle, in anticipo Mascia, ripartita da Valentino, inseguita ancora da Bernardelle, arriva lo stesso alla conclusione in 2 tempi Ricottini. Ora dalla parte opposta con Maddalena arriva Rozzo senza complimenti, in fallo laterale con tutta la forza che ha, mentre il gioco si ferma perché c'è stato un contrasto tra Fernandez e Valentino che è rimasta a terra. Va Ricottini, il 5 all'ex compagna biancazzurra, mentre rientra in campo a Sostak. 12:41 al termine dell'ultimo anticipo della 15ª giornata della Serie A Fables. Fernandez prova a girarsi su Vanelli, colpo al viso, si ferma Fernandez, non ha neanche visto Vanelli, riparte comunque Salvador, una spallata alla numero 14, qualche scintilla, arriva immediatamente l'arbitro a separare le 2 giocatrici. Forse se le erano promesse dall'andata, perché qui non è successo niente di eclatante. Ricordiamo l'andata, la vittoria della VIP in extremis, fu il primo stop del Pescara, rimasto anche l'ultimo, almeno fino alla 15ª giornata che è in corso e con 12:26 ancora da giocare. Poi i pareggi con le squadre più su, mentre lo scontro diretto con la kick-off
ha parlato chiaro, vittoria delle biancazzurre in casa delle All Blacks. Rozzo, finta su Fernandez, Valentino, tocca Sostak all'indietro, poi Ricottini per Kubacek. Esce Ricottini e rientra Bernardelle. Rozzo però in anticipo su tutti, salta Fernandez e accomoda il pallone in rete. Tripletta personale per Rozzo. Il 6-1 del Pescara. Applausi dalla panchina biancazzurra per la giocatrice con la maglia numero 7 che porta il parziale sul risultato di 6-1. - 8:14 sul tabellone, 11:46 da giocare ancora. VIP che l'anno scorso ha partecipato alla Final 8, uscendo però contro il Bitonto. Allora il capitano era Ballardin, che ora è all'Ocasa Falconara e giocherà domani contro la Kick-Off, fascia quest'anno a Troiano, che però è squalificata, è in tribuna, così come Manieri dalla parte opposta, però per piccoli problemi muscolari. Kubacek da Salvador, Fernandez, Sostak, ancora portiere di movimento, Bernardelle, servita in mezzo, il pallone intercettato da Rozzo che va a calciare verso la porta avversaria, ferma tutto di nuovo Fernandez. Kubacek, Fernandez, Salvador che scambia ancora con la numero 6, Bernardelle, spazio per calciare, lo fa sul primo palo. Mascia non deve neanche intervenire, lo fa solo per rilanciare Vanelli che va con la puntata 7 bello di Gabi Vanelli, che poi va ad abbracciare il pubblico, i tifosi. 10:44 da giocare, 7-1 il risultato, ha segnato Gabi Vanelli. Time out immediato per la VIP, 1 minuto di break anche per noi. Sette gol incassati col Foligno, 7 con l'Audace, 7 anche oggi col Pescara. È soprattutto qui che deve intervenire la VIP, mentre le biancazzurre proseguono sul loro percorso di crescita, che le vede a quota 30 punti con la seconda miglior difesa. Alle spalle solo del Falconara, 14 reti incassate dalle marchigiane, 17 dal Pescara. Buoni anche i dati in attacco, 53 gol realizzati, secondo miglior attacco. Fernandez, ancora portiere di movimento per la VIP. Ricordiamo anche le partite di domani con Atletico Foligno Cagliari, che si giocano una bella fetta di salvezza alle 15, poi Audace Verona Tiki Taka Francavilla alle 16 e per concludere Ocasa Falconara Kick-Off alle 18 al Pala Badiali, tutto in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Salvador, Fernandez, ultimo quarto di match che inizia ora. Rozzo che recupera, va a calciare di nuovo, intercetta prima Sostak e poi Fernandez. Kubacek, Bernardelle, stop, poi lo scarico, va centrale al numero 13 Fernandez. Per Salvador non c'è però intesa tra le due, si sono guardate quasi incredule. 9:35. Dincecco, Vanelli, Rozzo cerca di prolungare sulla corsia per Sciascio, interviene però Kubacek. Vanelli, entrata intanto anche Chiara Di Sauro, che è intervenuta anche nella partita contro il Lamezia, tra l'altro con una parata spettacolare su Aliotta, che aveva provato a sorprenderla con il tacco da distanza ravvicinata. Si è fatta trovare pronta la numero 8, anche se appena entrata. Rozzo, Dincecco, si è allargata Vanelli, Rozzo, movimento di Dincecco, pallone che passa sotto le gambe di Sosta, che arriva a Vanelli. Sciascio, Rozzo, di nuovo per Sciascio, mancino per Vanelli, non si ferma mai Dincecco che sta girando per tutto il campo. Rozzo, Vanelli lascia scorrere ma trova Kubacek, poi Salvador con la puntata di Sauro, intervento con la gamba in spaccata, pallone che tra l'altro era a mezza altezza, quindi difficile da controllare. Ottimo anche in questo caso l'intervento di Di Sauro, entrata da pochi secondi. Sostak, Sciascio su di lei, poi Kubacek per Fernandez. Fernandez serpentina, rimpallo di Dincecco, poi Di Sauro di nuovo che evita l'autorete per il Pescara, mentre esce Ricottini e rientra Bernardelle. Pressione di Sciascio su Fernandez, Kubacek, Salvador, Sostak sul secondo palo, Bernardelle, Fernandez, Kubacek. 8 minuti al termine. Rozzo intercetta di nuovo, rimette in mezzo Sciascio con il mancino da lontanissimo. 8-1 del Pescara, doppietta anche per Sciascio che ringrazia Rozzo. Assist facile facile per Sciascio, che non ha dovuto neanche prendere la mira. Mi ha segnato l'8-1 a 12:08. Fernandez per Salvador, attaccata da Belli. Bernardelle, Dincecco ha chiamato la posizione di Aida Sciascio, forse l'avete sentita anche da casa. 7:23, sbaglia Bernardelle, pallone recuperato da Di Sauro. Vanelli contro Sostak, sposta il pallone, prova a girarsi, tocca per ultimo la numero 10 delle Venete. Di Sauro per Vanelli, Valentino allarga bene per Belli che controlla sulla linea laterale del campo, pallone rimesso in mezzo, prolunga Belli, poi Sciascio, pallone però è uscito inflessibile. Il direttore di gara, secondo arbitro, che è Antonella Manca di Sassari, il primo è Giovanni Zanola di Ostia, crono Marco Ottaviani di Trieste. Fernandez, Kubacek contro Belli, arriva Dincecco, butta direttamente in fallo laterale. 6:48. Fernandez, Salvador, ancora per Fernandez, saltata Sciascio in maniera elegante, sbaglia poi l'ultimo tocco per Kubacek. 6:36. Rimane sempre arretrata Fernandez.
Sciascio gira di prima per Belli, Dincecco ancora per Sciascio che prova ad allungare a sinistra per Vanelli, trattenuta da Kubacek, allarga le braccia, Sciascio fischia il signor Zannola. Secondo fallo commesso dalla VIP, uno soltanto dal Pescara. Sciascio riceve, potrebbe anche calciare, lo fa in questo momento, respinge con entrambe le mani il Ricottini. Valentino con calma a recuperare il pallone. Sciascio rimette in mezzo Ricottini con le mani, Kubacek che era però girata rispetto al pallone servito. Di Sauro lungo per Sciascio, arriva in anticipo Fernandez, in copertura Vanelli, poi Valentino che tocca su Salvador, già rimesso in gioco il pallone, indietro Kubacek, Fernandez con il mancino caricato, fermato però da Valentino, poi pallone prolungato in avanti a cercare Vanelli, in copertura Kubacek, va a rifinire Sostak, non in maniera felice però, pallone regalato di fatto al Pescara. 5:48 e il gioco viene di nuovo fermato da un time out, l'ultimo di questo match, questa volta chiamato da Amparo. Manieri non è infortunato, aveva rigiocato. Il muto che sta? Sì, ma Manieri. Che. E canterò per te. Che pena! Rientriamo in campo per gli ultimi 5 minuti e 48 secondi, risultato parziale di 8-1, 5 reti sono arrivate nel primo tempo, 3 nella ripresa. Belli prova a chiudere la triangolazione con Sciascio, trova soltanto Kubacek e la rimessa è della VIP. Torna allora in posizione difensiva tutto il Pescara. Si scalda Marta Palermo, rinuncia per il momento al portiere di movimento Kim Serandrei. Valentino, Vanelli pressata da Sostak, trova bene Valentino che poi sbaglia, arriva Maddalena, para ancora una volta Di Sauro. Sostak, Sciascio, movimento di Vanelli, si ferma Sciascio, ricomincia con calma, sbaglia però la misura del passaggio per Valentino. Fernandez, Sostak, Kubacek contro Vanelli, Fernandez da Sostak, arrivata sulla corsia di sinistra, pressione di Valentino che sporca il pallone, Maddalena lo sposta, va a calciare largo rispetto alla porta difesa da Di Sauro, rientra Bernardelle al posto di Fernandez. Valentino per il Pescara, in campo di nuovo Discaro, Sciascio, Discaro contro Bernardelle, in mezzo Valentino, prova il dai e vai con Discaro che non riesce. Pallone recuperato da Bernardelle, indica il punto esatto, manca di Sassari. Bernardelle per Ricottini, in area di rigore con i piedi, lungo per Di Sauro che controlla con lo sguardo e poi rimettere in gioco. Scelta di Incecco. Rozzo
recupera ancora Maddalena in mezzo per Sostak contro Di Sauro che esce benissimo con il petto. Rozzo all'indietro, Dincecco prova ad evitare con un dribbling Maddalena, la rimessa però è ancora della VIP. Già 3 interventi da parte di Di Sauro. Dincecco, Valentino, Rozzo alle sue spalle ancora Dincecco, Valentino, cercata in avanti Dincecco, il pallone termina la propria corsa tra i piedi di Bernardelle. Kubacek, Rozzo che stava per intercettare un altro pallone che era a metà strada tra la numero 7 e Maddalena. Valentino, cercata larga Discaro contro Kubacek, prolunga la sua corsa a Discaro ma il pallone è finito oltre la linea laterale. Rigottini insegue il pallone, poi Valentino mentre la porta è sguarnita, corsa all'indietro per Rigottini ma non è neanche necessaria, è largo il tentativo della giocatrice pugliese di Margherita Di Savoia. Rigottini lunghissimo con le mani ancora Valentino, Dincecco mette giù Valentino, ultimi 3 minuti e 20 secondi. Rozzo, Dincecco contro Marta Palermo appena entrata, è stata una delle stelle delle edizioni passate della Futsal Future Cup, poi il sì al Futsal Ragusa e infine il passaggio alla VIP. Valentino, Dincecco contro Marta Palermo che tocca il pallone per ultima, rimessa laterale ancora per il Pescara che va vicino a un'altra vittoria. Ha iniziato alla grande questo 2025, prima il pareggio con il Falconara, poi la vittoria in casa della Kickoff che allora era capolista, poi un altro successo contro il Lamezia in trasferta e ora il rientro, l'abbraccio del pubblico ripagato con 8 gol. Si deve ribattere questa rimessa. Valentino intercetta Marta Palermo, poi Dincecco nel traffico. Rozzo, prossimo turno nel Pescara che sarà qui vicino, anzi proprio qui. E infatti il derby contro il Tiki Taka Francavilla. Per la VIP ci sarà invece il CMB Futsal Team, altra conclusione fermata da Rigottini. 2:26 al termine. Valentino in mezzo a cercare Dincecco che sorride verso la compagna, nel frattempo le aveva fatto cenno di servire prima Rozzo. Rigottini, taglio di Maddalena, il pallone è destinato a lei, rimbalza però prima davanti a Rozzo, ultimo tocco di Maddalena e quindi lavoro buono di Rozzo in copertura. Alta rimessa per il Pescara, Di Sauro, bene per Dincecco che poi però porta il pallone in fallo laterale. Allora Marta Palermo per Rigottini con il mancino, altra rimessa, Discaro, Rozzo per Dincecco, in mezzo di prima non c'è nessuno se non Bernardelle, che distende in avanti Maddalena. Kubacek, attaccata da Discaro, saltata Discaro, arriva poi Valentino, cade a terra Kubacek di fronte alla propria panchina. Valentino va a chiedere scusa per l'intervento, comunque regolare. 1:43 al termine, 8-1. Kubacek, Rigottini, in avanti Palermo, a destra sta andando Kubacek, Bernardelle per Palermo, Discaro, rimessa laterale battuta, Dincecco ne ha 2 addosso, si rifugia allora da Rozzo, interviene Bernardelle, si gira la puntata di Sauro, pallone che si alza sulla traversa, altra parata di Chiara Di Sauro, quarto intervento. Kubacek,
per il calcio d'angolo. Bernardelle, poi Palermo non riesce ad agganciare, allora Discaro in velocità, davanti c'è anche Rozzo, Discaro di nuovo, cerca di fare tutto da sola ma è finito il campo, calcio d'angolo. Dincecco, larga Valentino contro Bernardelle, Rozzo, Dincecco, ne toglie spazio Maddalena, Valentino, ancora Rozzo per Discaro quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Palermo contro Discaro, Maddalena ora, possesso della VIP con Bernardelle, le sfugge però il pallone sotto la sola, quindi rimessa a 46 secondi, 7 reti di divario sufficienti per dire che il Pescara continua la corsa da capolista. Maddalena tocca per ultimo a 40 secondi, quindi saranno 10 le vittorie del Pescara, 3 pareggi e una sola sconfitta, cancellata ampiamente quella rimediata con la VIP all'andata, unico passo falso di un cammino straordinario, il primo che Ampi sta vivendo sulla panchina della Serie A Fables. La precedente esperienza era stata in B con il centro storico Montesilvano, poi il salto di categoria nella squadra nella quale ha militato, nella squadra alla quale ha dato il cuore. Valentino, Sciascio contro movimento di Dincecco, si va a sinistra da Discaro, combinazione con Valentino, ora Dincecco, 15 secondi, Sciascio, Discaro, attaccata da Kubacek, Dincecco prova a girarsi, ancora Kubacek, rimane a terra Dincecco, Kubacek, calcia in mezzo Discaro, poi Valentino, Sciascio sempre a terra Dincecco, non se ne accorge nessuno, arriva la sirena, arrivano subito i soccorsi per Dincecco che ha ricevuto un colpo sulla bocca dello stomaco, se non ho visto male. Nel frattempo si chiude la partita, quindi 8-1 il finale nella 15ª giornata. Pato che va ad abbracciare Rozzo, autrice di una tripletta, hanno giocato tutte in maniera straordinaria, altra sconfitta per la VIP che continua nel suo trend negativo, mood opposto per il Pescara che invece continua al primo posto della classifica. Da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini è tutto, vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo una bellissima serata. Ciao a tutti, ciao!